Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird is a winner. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody's talking about the bird. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, benvenuta a bordo e buon lavoro, visto che da oggi tu prendi il posto di Sveva. Ti ringrazio per quello che hai fatto finora e insomma l'augurio è che noi si possa fare tanta strada assieme come l'abbiamo fatta anche con la cara Sveva. Allora, quindi grazie e di nuovo benvenuta a bordo e buon lavoro. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1065 di oggi, lunedì 27 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Permettetemi, c'è una persona, c'è un uomo straordinario che noi in questa trasmissione abbiamo avuto modo di rievocare più volte e a cui si vuole molto bene, come vogliamo molto bene a sua nipote, la signora Rosi, Enrico Mattei. Enrico Mattei se ne andava 63 anni fa in un orribile attentato a Bascapè. Enrico Mattei vive, grazie per quello che ha fatto, ingegnere, per questo paese. Detto ciò, possiamo procedere. Vi dicevo, puntata 1065 di oggi, lunedì 27 ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito ricordandovi, come sempre, di dare il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto molto altro ancora. Il pezzo che avete ascoltato erano i Trashman, Surfing Bird del 1963. Se Peter Griffin vi ha portato qui, nessuno di noi vi biasima, anzi pure noi siamo arrivati a questa citazione anche per Full Metal Jacket, dai, l'abbiamo voluta mettere anche per questo, poi perché è un bel pezzo per cominciare bene il lunedì. Vi ricordiamo le nostre coordinate: 340-670-9659 se avete voglia di mandarci delle zappe o WhatsApp che dir voglia, anzi, oppure 0292947222 quando lo dirò io. Noi iniziamo soprattutto con le ultime notizie alle 18, 15 minuti e 38 secondi. L'ANSA, la visita a Roma di Orban, l'UE non conta nulla, Trump sbaglia su Putin, dice il premier ungherese. Fondo safe e sinergie per la difesa al centro dell'incontro con la Meloni. Il premier ungherese per circa un'ora a Palazzo Chigi, prima è stato ricevuto dal Papa, col quale ha parlato del conflitto in Ucraina e del tema della famiglia. Andrò dal presidente americano per fargli togliere le sanzioni alla Russia. Tajani, abbiamo idee diverse. Serie A, la Juve ha esonerato Igor Tudor, fatale il KO con la Lazio, Brambilla in panchina contro l'Udinese. A proposito, già che ci siamo, ieri è andata male anche alla Vibonese, che ha perso a Torre Annunziata contro il Savoia, però siamo sempre terzi, insomma, 15 punti, Serie D, Girone I. Salutiamo
chi segue la Serie D. Un nuovo caso, la denuncia di Francesca Barra, mie foto nuda create con l'intelligenza artificiale, accertamenti sul sito sessista. Sempre peggio, la manovra Giorgetti sugli affitti brevi non è una questione di vita o di morte. Un'occhiatina anche alla BBC, la BBC apre con Abdallah di Giordania, le truppe internazionali non vogliono applicare la pace a Gaza, cioè non saranno gli strumenti che serviranno per la pace a Gaza. Re Abdallah dice alla BBC che in realtà ci deve essere prima la pace a Gaza e dopo le truppe verranno dispiegate. E allora che cosa vi mandiamo a fare? Scusate tanto. Vorrei proprio capire come. Comunque, vabbè, cercheremo di capire anche questo. Se abbiamo delle zappe, giramele pure, cara Natalia. E nel frattempo abbiamo anche il tempo di prendere una telefonata brevemente, molto brevemente, allo 0292947222 se qualcuno di voi volesse intervenire. Andiamo a vedere però che cosa ha detto Orban, già che ci siamo, e in particolare andiamo a vederlo sull'ANSA perché Orban, tra l'altro, appunto si apprende di questo lungo colloquio con la Meloni. L'Unione Europea non conta nulla, Donald Trump, scrive l'ANSA, sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia. Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban conversando con Repubblica e Messaggero a margine della sua visita a Roma. Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra, purtroppo non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi, ha affermato Orban, spiegando che presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio. Sull'incontro con la Meloni, che nel pomeriggio lo ha ricevuto a Palazzo Chigi, spiega che il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare. L'incontro con la Premier si è protratto per circa un'ora. Come ha poi spiegato una nota di Palazzo Chigi, il colloquio ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, agli sviluppi in Medio Oriente e all'agenda europea. Tra i temi affrontati viene spiegato anche le iniziative per una gestione efficace e innovativa dei flussi migratori. La Premier Meloni e il primo ministro Orban, scrive ancora l'ANSA, hanno discusso delle opportunità offerte dallo strumento europeo SAFE, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche, riferisce ancora la nota di Palazzo Chigi al termine dell'incontro. Orban stamattina è stato ricevuto da Leone XIV, il Papa, in Vaticano, dove ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Nel corso del cordiale colloquio in segreteria di Stato sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l'apprezzamento, riferisce la Santa Sede, per l'impegno della Chiesa Cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, formazione e futuro dei giovani, nonché all'importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili. Ampio spazio è stato riservato altresì alle questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente. Insomma, diciamo che non avevano molto da dirsi e che è stato un colloquio molto cordiale. Va bene, adesso però è il momento in cui Parlamento. Stasera abbiamo un Qui Parlamento speciale perché c'è una bella intervista del nostro Pier Vittorio Scimia alla senatrice Erika Stefani. E allora, Natalia, quando vuoi, vai pure, grazie. Qui Parlamento. Oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà la senatrice Erika Stefani. Onorevole, grazie per essere di nuovo con noi di Radio Libertà, è sempre un onore averla come ospite. No, è un onore mio parlare con voi e parlare con tutti chi ci ascolta oggi. Grazie senatrice. E allora, come sappiamo, alle elezioni politiche del 2022 appunto è stata eletta al collegio plurinominale Veneto 1 e con lei affrontiamo subito questo tema delle prossime elezioni regionali in Veneto, il 23 e il 24 novembre prossimi, elezioni che vedono un candidato della Lega e del centrodestra alla presidenza di Regione Veneto, Alberto Stefani. Ecco, Stefani è un uomo del territorio che è cresciuto nella Lega in mezzo ai cittadini, confrontandosi con i loro problemi, impegnandosi ogni giorno sul territorio
territorio, insomma davvero può essere il candidato ideale a succedere ad un presidente così amato dai veneti come Luca Zaia. Sì, l'eredità di Zaia non è neanche un'eredità facile e solo un ragazzo come Alberto Stefani la può raccogliere perché saprà sicuramente dare anche una sua caratterizzazione. Alberto Stefani è sì un ragazzo, ha 30 anni, ma è un ragazzo che comunque ha saputo costruirsi non solo una carriera anche in politica, ma ha avuto la possibilità di confrontarsi anche veramente col territorio facendo il sindaco di una realtà non piccolina, cioè stiamo parlando comunque di un paese che sapete delle volte uno dice ma sai se sei il sindaco del capoluogo, ricordatevi che essere sindaco di un capoluogo significa sì avere una struttura complicata ma hai anche una struttura amministrativa più articolata. Più il comune è piccolo, più il sindaco si trova a dover gestire tutte le situazioni. E Alberto le ha sapute sempre affrontare e ha un bellissimo approccio perché è un uomo che studia. Poi i suoi studi sono anche ormai stanno diventando non dico leggendari, però non è così leggendario perché ne ho avuto anche una presa di coscienza anche diretta, visto che abbiamo studiato nella stessa università e nella facoltà di giurisprudenza a differenza di qualche anno, anzi qualche decennio. Ma i suoi professori mi hanno veramente descritto, infatti i risultati ci sono veramente di tra l'altro un ragazzo con eccellenti risultati anche nello studio. Quindi quando si dice che il politico deve essere vicino al territorio, deve studiare, qua ci abbiamo davanti la persona più adatta. È veramente una figura che saprà portare avanti le complicazioni e le difficoltà anche che ci sono nella gestione amministrativa di una regione così importante come il Veneto, ma saprà dare veramente una forte caratterizzazione di tutto questo lavoro. E a chi dice la gioventù, io non lo so come mai. Allora, quando lasciamo spazio ai giovani, poi quando uno parte giovane è troppo giovane. Ecco, ragazzi, o lasciamo la possibilità di andare avanti questi ragazzi, o altrimenti veramente sbagliamo anche nelle nostre strategie. E poi, onorevole, è inqualificabile anche lo slogan elettorale usato da Movimento 5 Stelle, Vaffanzaia, forse incommentabile, probabilmente. No, questo mi dispiace, sì. guardate, questo dispiace perché comunque, dico, il Movimento 5 Stelle porta avanti una sua idea e questa idea è condivisa anche dagli elettori, dai cittadini che ritengono, voglio dire, di avere lo stesso sentimento. Ma utilizzare un slogan come questo secondo me non rende nemmeno onore al Movimento 5 Stelle e al suo elettorato. E a me ci hanno sempre insegnato i nostri vecchi che quando tu fai una campagna elettorale denigratoria tu hai perso. La campagna vera tu la fai quando tu dici quello che sai fare, cioè in positivo, cioè di dire io farò questo, non andare a dire quell'altro è peggio, oppure quell'altro ha sbagliato. E quindi già partire così a me dispiace per quell'elettorato, dispiace anche ma per tutto il centro-sinistra, perché penso che sia non dico imbarazzante, perché è una parola magari anche può sembrare pesante, però dico non è così che si fa. E poi posso dire strategicamente sbagliato, cioè se tu mi prendi che uno Zaia che ti piace o non ti piace a te che sei del Movimento 5 Stelle, ma ecco risulta essere ancora oggi il presidente di regione più amato dagli italiani in Veneto, è apprezzatissimo trasversalmente e mi vai a attaccare proprio lui. Ma mi sembra una strategia proprio cieca. E se questa, ripeto, è la strategia, poi mi viene da pensare allora come intendi affrontare anche le problematiche. Comunque non siamo qui, io penso che anche gli elettori sapranno comunque, voglio dire, fare le loro scelte sulla base dei programmi, sulla base di quello che ci si ripromette di fare e non sulla base di questi slogan, voglio dire, che lasciano un po' il tempo che trovano. Esattamente. Proprio così, insomma, veramente anche scandalosi. Ma invece, appunto, onorevole, lei poi
in Parlamento al Senato si sta occupando di vari dossier. Noi volevamo con lei appunto commentare anche un po' l'iter di questo disegno di legge, di cui appunto su all'iniziativa, un disegno di legge in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati. È un DL che è in corso di esame in Commissione Giustizia al Senato e insomma che introdurrà poi nuove fattispecie di reato, intervenendo proprio sul codice penale, perché c'è la necessità di questo intervento legislativo. È pur vero che poi insomma tutta la cronaca degli ultimi giorni e comunque anche degli ultimi anni ha fatto vedere, ha fatto evidenziare che comunque esiste proprio un mercato illecito con società commerciali che insomma veramente sono al limite della legalità, che offrono tutti questi servizi di dossieraggio e rivendono informazioni che dovrebbero essere riservate, che magari sono contenute nei database pubblici. Siamo di fronte veramente a dei fenomeni complicati. Io cerco di partire un po' più indietro e cercare di fare una panoramica un po' più di insieme. Noi ci troviamo a livello parlamentare con una difficoltà enorme. Abbiamo un mondo digitale, un mondo informatico che è più veloce della creazione di una norma e di un regolamento e ha delle profilazioni, ha delle sfaccettature non solo che non conosciamo, ma che non siamo neanche in grado di conoscere, perché la tecnologia è talmente veloce, talmente in evoluzione, che rischia di scappare da un controllo, una regolamentazione. Facciamo un esempio. Adesso, io ho fatto questo disegno di legge, l'abbiamo presentato noi della Lega proprio sul tema, chiamiamoli virgolette, dossieraggi, e poi spieghiamo anche che cosa si intende. Ma facciamo un esempio, ripeto. Noi in Commissione Giustizia abbiamo fatto una corposissima indagine conoscitiva sul mondo delle intercettazioni. Stiamo normando sul tema delle intercettazioni l'utilizzo dei cosiddetti captatori informatici, per esempio, questi famosi Trojan che vengono inseriti nei dispositivi, che sono in grado veramente di fare cose straordinarie, cioè riuscire a far scattare fotografie, registrare, oltre che ad estrarre i dati all'interno di un dispositivo, cioè telefonino, video oppure il PC. Poi arriviamo alla fine di un'indagine conoscitiva per prendere consapevolezza che il dark web è una roba terribile, è ingovernabile e ingovernato, ed è in mano a meccanismi di criminalità organizzata che lo stanno utilizzando ovviamente per fare i propri traffici. E questo è un mondo inesplorato, è molto difficile. Noi stiamo cercando quindi di normare un qualcosa che noi non conosciamo ancora, perché purtroppo la criminalità ha un'inventiva diabolica, cioè riesce a trasformarsi. Allora ci troviamo su quello, ci troviamo sul mondo dell'accesso, ad esempio, ai dispositivi elettronici, dell'accesso sui siti dei minori. Si cerca in tutte le maniere di fare normativa per verificare l'età dell'utente, per vedere se mettere dei vincoli, evitare delle profilazioni che possono anche creare dei vortici anche mentali. E poi la domanda è: ma se io genitore lascio in mano il telefonino sbloccato, come faccio io a verificare che chi lo sta utilizzando è un minore? Arriviamo adesso alla gestione dei dati. La gestione dei dati è pericolosissima, perché delle profilazioni che vengono fatte anche all'interno dei siti sono delle profilazioni dove si riescono anche ad estrarre dei dati che ti permettono di individuarti te come figura. Ma poi vi sono dei dati che sono contenuti all'interno di banche dati anche legali, banche dati legali, oppure dei dati che hai all'interno dei tuoi dispositivi. In qualche maniera qualcuno illecitamente te li estrae. Oggi, attualmente, vi sono le previsioni di fattispecie penali per chi estrae dati a un sistema informatico illegittimamente. Per esempio, cosa vuol dire questo? Cioè, io entro nel PC del mio datore di lavoro, non lo so, del mio collega di lavoro, ed estraggo, ad esempio, non so, i profili dei clienti, perché poi magari io me ne vado fuori e mi creo un'altra attività e utilizzo quei clienti per portare via la clientela.
oppure in una banca dati, ad esempio, di uno studio medico, dove ci sono tutti i dati sensibilissimi sullo stato di salute di pazienti, e uno li va a estrarre. Oppure qualcuno entra in una banca dati delle forze dell'ordine e riesce a vincere se c'è stata fatta un'indagine nei confronti di uno, è stato fatto un accesso magari della Guardia di Finanza, faccio un esempio, sui propri conti correnti. Ecco, questo oggi è già reato. Cos'è che non è ancora reato? Usarli. Cioè, se io prendo e ho dei dati che uno ha estratto illegittimamente, ma li vende a me e io li utilizzo, io non li ho estratti, per cui non incorro nel reato, ma li sto diffondendo, li utilizzo. Certo. E noi abbiamo ritenuto di inserire comunque una fattispecie proprio per evitare che vi siano queste utilizzazioni. Voi pensate no, ad esempio, cosa terribile, di video di magari momenti intimi di una coppia. Magari il video che è stato scambiato fra magari fra compagni, fra marito e moglie, che inavvertitamente vanno a finire in qualche sistema e poi vanno a finire in un sito. Certo. E viene utilizzato e girato il video. Cose che accadono. Ecco, questo è un sistema che viola tremendamente quella che è la vita privata e ci rende, ripeto, ma io chiedo tramite voi una particolare attenzione anche a chi ci ascolta. I dati che noi abbiamo all'interno del telefono, all'interno del computer, sono dei dati importantissimi della nostra vita, che dobbiamo gelosamente proteggere. E quindi le istituzioni, i sistemi devono essere in grado chiaramente di prevedere tutele, ma stiamo attenti anche noi a quello che facciamo, perché veramente quando partono nel web scappano ed è una roba terribile, ci sono delle amplificazioni devastanti. Le fake news sono una prova, le fake news, vedo anche io recentemente sul mio disegno di legge, cioè parte la fake news quando va sul web è terribile, cioè diventa un volano che viene condiviso e ritrasmesso. Assolutamente sì, e poi giustamente lei ha anche sollevato il problema dell'utilizzo di questi cellulari con i social da parte dei minori, e lei stessa, no, come con la Lega, ha presentato questo DDL per una ulteriore regolamentazione dei social per il loro utilizzo da parte dei minori, con anche un innalzamento di un'età minima, vero, di accesso alla piattaforma, almeno 14 anni, e comunque con una verifica che deve spettare poi alle piattaforme, che si dovranno dotare di sistemi efficaci che dovranno controllare l'età degli utenti. Ecco, almeno questo che si chiede. Sì, infatti abbiamo fatto anche questo disegno di legge a rafforzare altri disegni di legge che sono anche in discussione anche in commissione, proprio per limitare l'accesso e di tutelare l'accesso. Non è facile però se non vi è la collaborazione anche dell'adulto. Io della mia posizione, e lo esprimo anche a livello personale, l'uso del telefono, non il telefono in sé, il telefono, perdonate, però dello smartphone con l'accesso al mondo internet e ai social, necessita una maturità da parte del minore che non sempre è assicurata quando uno ha 16 anni, perché vorrei dei divieti quantomeno a 14 anni, sopra i 14 anni si può utilizzare, con ovviamente però delle supervisioni. Se noi vediamo dei dati, allora ci sono dei dati, adesso per fortuna ci sono anche degli approfondimenti sempre di più, si è anche costituito un intergruppo parlamentare proprio sull'età evolutiva, e sull'età evolutiva una delle parti delle problematiche è proprio l'utilizzo dei social e l'accesso a internet.
Questi sono dei dati ovviamente, perché ho visto varie statistiche, però poi le statistiche dipende sempre da che domanda fai, no? Ho visto dati veramente strani e difformi, ma c'è un tremendo aumento di depressioni e di psicosi nei minori nei vari stati, anche stranieri, non stiamo parlando dell'Italia, anzi l'Italia pare essere più, virgolette, ha dei valori meno devastanti che non in altri paesi, e la motivazione che viene data ai specialisti è perché comunque in Italia c'è ancora una comunità, è una comunità e anche una forma anche di religiosità, di sentimento religioso che può magari andare in soccorso. Però ci sono delle dinamiche che quando le si legge, le si guarda meglio con uno sguardo anche un po' più attento. Se voi vedete le profilazioni su YouTube, sui vari canali, si partono delle profilazioni, tu sei triste, cominci a cercare qualcosa che comunque ti ricorda il tuo stato d'animo. C'è un'amplificazione, dopodiché ti propongono sempre e tutte dei video di conseguenza. Queste profilazioni ti creano dei tunnel dove tu continui a vedere cose sempre più tristi, dove vedi che gente si uccide, che c'è il mondo che va allo sfascio, che c'è un disastro, che allora te che hai già un problema rischi veramente di essere trascinato, altro che in una vortice, in una valanga che può portare anche alle estreme soluzioni. Questo è pericolosissimo. E infatti ci sono già delle direttive europee, delle linee guida europee per evitare che sui minori, sulle utenze dei minori vi siano insomma queste profilazioni, devono essere delle profilazioni private. Ma come facciamo a verificare? Come facciamo a controllare? Chi è che ha in mano, chi sono i gestori delle utenze, dei social, del mondo web? Non è mica il pubblico, sono tutti dei privati. Esatto. È tutto un mondo privato che ha tutto un altro interesse rispetto all'interesse pubblico della tutela del minore. Quindi io non è che voglio creare allarmismi, ma bisogna stare molto attenti anche i genitori, avere una sapiente, educare digitalmente anche i ragazzi. Abbiamo bisogno di un'educazione digitale, riuscire anche a difendersi da uno strumento, che sono strumenti straordinari, il progresso è straordinario, la tecnologia è straordinaria, ma dobbiamo essere in grado di tutelarci ed avere dei confini. E certo, le famiglie devono essere consapevoli, il legislatore ovviamente interviene, come diceva lei, poi sicuramente rischia di intervenire sempre con un leggero ritardo rispetto a una tecnologia che è così veloce, che veramente viaggia alla velocità della luce, però sicuramente si può ottenere qualcosa, e in ogni caso resta sicuramente fondamentale anche la collaborazione delle famiglie in queste situazioni qui, perché magari appunto i minori non sono pienamente maturi e anche consapevoli comunque di tutti i rischi che si rischia di trovare proprio sul web. Non parliamo poi insomma di determinate parti del web. Quindi davvero grazie onorevole per tutta la sua disponibilità, per questo impegno, per la chiarezza con cui ci ha esposto contenuti che sono veramente comunque critici, e speriamo di averla presto, e ovviamente la salutiamo con un grandissimo in bocca al lupo per questa campagna elettorale in Veneto. Grazie veramente a voi tutti, grazie anche all'attenzione che date voi a queste tematiche. Grazie. Grazie ancora senatrice, allora davvero alla prossima, buona continuazione. A voi, arrivederci a presto. Grazie. Qui Parlamento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Antonino, a te la linea.
Grazie a te Natalia, come sempre, le 18:41 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1065 del 27 di ottobre 2025, lunedì. Non credo ci sia molto da aggiungere alle parole sagge ed equilibrate che ha detto la senatrice Erika Stefani, intervistata dal nostro Pier Vittorio Scimia. Dico soltanto che appunto a maggior ragione cuidado, con attenzione, adelante ma con juicio, per dirla con Manzoni, avanti con le tecnologie ma con molta attenzione, specialmente per i nostri ragazzi. Va bene, adesso è giunto il momento di passare al faccia a faccia numero 1 di questa sera. Questa sera io ho con me Anna Maria Cisint, che come sapete è eurodeputata, è stata sindachessa a Monfalcone e l'ho sentita oggi pomeriggio perché, come sapete, Matteo Salvini, in qualità di segretario della Lega, ha chiesto a un comitato di 4 sagge, chiamiamole così, perché questo è il loro ruolo, che sono segnatamente Anna Maria Cisint, Silvia Sardone, che vi ricordo essere vice segretaria della Lega, Susanna Ceccardi e Isabella Tovaglieri, di buttare giù una serie di linee guida molto chiare a proposito di questo pacchetto in merito al ruolo e allo status della religione islamica in Italia. Sapete che in Italia c'è un problema. Le religioni non cattoliche, per poter avere per esempio l'8 per 1000, per poter avere tutta una serie di norme e agevolazioni, devono chiaramente chiedere la cosiddetta intesa con lo Stato italiano. Hanno avuto l'intesa per esempio le associazioni di Dio in Italia, i buddisti e così via. Nel caso dell'Islam la cosa non è facile perché appunto non c'è una gerarchia, non c'è un clero, non è così monolitico come sembra. E questo già crea il problema che poi è alla base del proliferare di tutte queste moschee abusive, delle madrasse e così via. E allora qui ci vuole un provvedimento di legge. Vediamo un po' a che punto sono i lavori per queste 4 donne, e credo sia anche un segnale molto importante che siano 4 donne a occuparsi di questo, le 4 sagge appunto, Anna Cisint, che ringrazio per la sua cortesia e disponibilità, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri, poi speriamo di averle tutte e 4 in trasmissione al più presto e vediamo un po' a che punto sono i lavori e di che cosa si parla. Natalia, vai pure, grazie. Vai. E allora, io ho il piacere di ritrovare questa sera Anna Maria Cisint, che come sapete è già stata sindachessa a Monfalcone, oggi è eurodeputata in quel dell'Europarlamento tra Bruxelles e Strasburgo e in particolare lei è una delle 4 sagge, mi permetto di definirle così, che sono lei, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri e Susanna Ceccardi, a cui Matteo Salvini ha chiesto di pensare a questo pacchetto sull'integrazione, sostanzialmente il problema del nostro rapporto, del rapporto tra l'Italia e l'Islam. Ecco, immagino che sia, intanto è chiaro che si tratta di un compito da far tremare le vene e i polsi, perché significa anche decidere di quello che sarà il nostro futuro, di che faccia avrà l'Italia tra 20-30 anni. Ma più o meno ci puoi raccontare un po' quali sono le linee guida su cui vi state muovendo? Certo, intanto sono davvero molto orgogliosa di questa imprimatur che il nostro segretario Matteo Salvini ha voluto portare avanti, molto importante per questo Paese, perché oggi come oggi abbiamo davanti un burrone davvero pericolosissimo. Quello che succede in Europa, intendo dire in Francia, intendo dire in Belgio, ma che già succede anche in Italia, è una situazione al limite della sostenibilità, perché l'obiettivo che ha l'islamizzazione radicale, che poi devo dire è quella che spinge e che è presente ed è la maggioranza, è molto molto pericolosa per un futuro non troppo lontano, perché l'obiettivo è quello dell'applicazione della Sharia, ormai è evidente nelle nostre città.
ed è evidente ciò che succede anche dove è stato concesso, grazie alla tolleranza, che fa danni ai paesi e ai cittadini, soprattutto da parte di quella sinistra che non l'ha ancora capito, Quindi l'applicazione della Sharia, che significa sottomissione delle bambine, delle donne, delle ragazze, ma anche del paese, perché la sottomissione è un concetto pesante, è un concetto che significa Islam radicale, che è l'altro obiettivo che, porta avanti in maniera netta, appunto anche, tutto ciò che ruota attorno alla fratellanza musulmana, alle fondazioni che finanziano anche le moschee che sono in Italia, la Charity Foundation. Devo dire, attraverso anche l'UCOI. In Italia c'è l'Unione delle Comunità Islamiche che raggruppa molte dei centri islamici presenti, finti centri culturali, perché li abbiamo sgammati da mo'. Io ho vinto 3 sentenze, ma ce ne sono ovunque di moschee irregolari, molto, molto, molto pericolose, e l'obiettivo è quello di far sì che ci sia chiarezza nell'applicazione delle leggi, ovvero ci sono all'interno del Corano dei passaggi che sono ovviamente contrari alla nostra Costituzione, al nostro ordinamento giuridico. Mi riferisco a dei versetti molto, impegnativi, no, che però se vengono applicati nei comportamenti da parte degli islamici creano, una situazione, di legge, di violazione di legge. La donna può essere picchiata dal marito, il quale è il padrone della moglie, perché prima il padrone è il padre. E c'è un versetto che dice, per dire: la donna è come un campo agricolo da sfruttare, e tutta la questione, del velo integrale. Insomma, ci sono delle, situazioni sulle quali noi ci stiamo concentrando, che sono sicuramente quelle del permesso di soggiorno a punti, una roba però più seria di quella che attualmente c'è e che è stata via via è partita bene molti anni fa, quella dei punti del permesso di soggiorno, ma poi negli anni le modifiche apportate dalla sinistra hanno reso ridicolo questo strumento, quindi uno che combina di tutto in Italia non subisce quasi mai l'allontanamento. Poi tutta la questione appunto dei ricongiungimenti, molto importante, una parte è stata già approvata, grazie a noi della Lega, perché io lo voglio dire, i più coerenti, quelli che fanno la battaglia, che non mollano mai su questo. Quindi ricongiungimenti, che significa che già oggi rispetto al passato, una persona per ricongiungere i familiari ha avuto una stretta nel 2023, ma la nostra proposta è quella di ricongiungere solamente i figli minori e il coniuge con redditi molto più alti, per non incidere tanto sul welfare appunto italiano. E poi tutta la questione, che è quella sulla quale noi stiamo lavorando con le mie colleghe da tempo, ma anche devo dire con il sottosegretario Molteni, e anche con un'altra persona che oggi ha un compito importante di condurre con noi questo vagone importante di novità, e lavoriamo sul divieto dell'utilizzo del velo integrale in luogo pubblico, sul finanziamento che non viene, come dire, pubblicato, che non viene reso pubblico nei bilanci, no, per quanto riguarda finanziamenti a moschee, finanziamenti a centri islamici, tutta la questione degli imam, in mano a chi siamo, no, ecco, quindi una serie di importantissime norme o applicazioni di norme affinché si fermi la radicalizzazione islamica, che in questo momento negli islamici presenti, quando c'è una contraddizione tra il Corano e la norma italiana, scelgono l'applicazione del Corano. Ecco, Perché aggiungo, se mi sì, permetti ancora, scusami, che in tutto questo c'è una grande lacuna, potente lacuna, non a caso, che
gli islamici non sottolineano mai e che noi sottolineiamo sempre, ovvero la Costituzione non può essere letta a spizzichi e bocconi, cioè tu sai che nella Costituzione si dice a chiare lettere, certo che c'è il diritto di culto, ma c'è scritto anche che ci vuole un'intesa. L'intesa è un contratto dove le regole sono importanti, perché non è che perché c'è il diritto di culto l'intesa abbia meno significato. L'intesa vuol dire, guarda, che tu in assenza di regole diverse, tutto quello che oggi non è consentito, no? In comportamenti che sono generalmente vietati da norme e usi e costumi, tra virgolette, beh, allora guarda che tu non li puoi più fare, perché la mancanza dell'intesa è molto importante, cioè una cosa molto negativa e molto importante. Intesa significa regolamentiamo che cosa succede all'interno delle moschee, regolamentiamo la modalità con la quale tu oggi sei un imam e che cosa puoi fare. Cerchiamo di capire che cosa succede all'interno dei centri islamici, cerchiamo di capire perché i finanziamenti, no, che servono, il denaro è ovviamente una spia molto importante per capire lo stato dell'arte, come mai arrivano e non sappiamo che fine facciano. Quindi tutta una serie di questioni che in assenza di un'intesa ci fanno dubitare sulla possibilità di mantenere, per come lo conosciamo oggi, questo percorso che l'Islam ci sta imponendo. E effettivamente questo è uno dei punti chiave, però, siamo sempre lì, cioè la nostra Costituzione dice che si è liberi di professare la propria religione a patto che i riti non contrastino col buon costume. Insomma, entriamo in un campo potenzialmente minato sul quale le opposizioni probabilmente si possono buttare addosso in una maniera, clamorosa. Aggiungerei però una cosa: chi davvero non vuole questa legge? Ma guarda, io penso che chi non ama questo paese, chi oggi, a destra o a sinistra, non abbia capito quale futuro si prospetti, veramente debba farsi da parte, perché i cittadini lo capiscono. Oggi io per come, giro, ascolto, mi muovo, le persone lo sanno, se ne rendono conto di quello che sta succedendo. E noi, abbiamo capito che certi punti fermi vanno messi, certe situazioni, devono essere definite. Il discorso del diritto di culto non ha niente a che vedere con il rispetto della legge. Cioè, se un centro islamico è irregolare, non è che non sia, come dire, cioè tu puoi pregare, quanto vuoi, come qualsiasi altro, però tu non puoi farlo collettivamente in un luogo che è era un bar e continua ad essere di destinazione commerciale. Ma la questione ancora peggiore, che è quella sulla quale stiamo lavorando, no? È questa abitudine ad accettare comportamenti contrari alla legge che presuppongono una assuefazione è l'entrata di questi concetti di Sharia e di Islam politico che hanno come obiettivo il governo, il governo di un paese, dell'Europa. Questo è un aspetto. Nell'ultima plenaria avevamo proposto come Patriots 25 milioni di euro per combattere uno stanziamento per combattere tutta la questione radicalizzazione che è pesantissima, in particolare in alcuni paesi, no? Beh, hanno votato contro il gruppo dei popolari, la sinistra, eccetera. E io mi domando, ma se si rendono tutti ben conto di che cosa abbiamo davanti, di che cosa forse non conoscono le situazioni nel dettaglio. Io purtroppo da sindaco, guarda, le ho conosciute e le conosco ancora. Ogni giorno mi imbatto in situazioni in cui comprendo che non sono casi, cioè il tema non è un caso, non è un codice rosso drammatico, vergognoso e inaccettabile come però quelli che conosciamo, perché per l'Islam il padre è il padrone della figlia, il marito è il padrone della moglie. E per l'Islam ci sono delle questioni che sono riferite a come ci considera
diciamo, come ci considerano come infedeli, che è scritto, è previsto, no? Ecco, allora ci sono Certo. delle questioni che vanno messe, che vanno definite e bisogna pretendere rispetto delle persone, rispetto della legge. Quello che stiamo facendo è questo. Sarà Sì, facile? No, ma è necessario. infatti aggiungerei anche un'altra cosa. Molenbeek, le Mh. banlieue, i Maranza. Come si fa a gestire Oggi una siamo in situazione mano ai del genere? Maranza, islamici, cioè, ma ci rendiamo conto di quello che è capitato a questo paese, e quello che capita anche, io vedo quello che succede in Francia e quello che succede in Belgio, sono situazioni ormai oltre il limite, no. In Sì. Maranza, siamo in mano, e chi oggi lo dice ancora è minacciato. Io non più tardi dell'altro ieri ho subito di nuovo altre minacce scritte, incredibili per la violenza. Sì, noi siamo bravi al governo perché abbiamo fatto tanto in questi 3 anni. Adesso io penso che in questi, ultimi anni vada posta, e approvata la questione radicalizzazione, collegandola come dire, regole e sanzioni che siano molto chiare, molto applicabili e che non destino dubbi. Già oggi ci sono norme, già oggi i sindaci, possono dire: "Guarda che quella è una moschea irregolare, chiudila", come ho fatto io, del resto ho vinto il Consiglio di Stato. Non capisco perché ci sia questa ritrosia, no, a voler far rispettare la legge. Però ecco, è necessario oggi addivenire a regole più, diciamo, di ampio raggio, chiare, e salvaguardare il nostro paese. Questo sicuramente. La cittadinanza, l'integrazione, gente che arriva davanti ai sindaci e non sa spiccicare nemmeno una parola di italiano. No. Perché ogni volta dobbiamo fare sempre carità pelosa? Ma infatti guarda, noi siamo il male di noi stessi, non noi, né io, né te, né Matteo Salvini, né molti altri. Mh, Però a causa di questa paura di, dire: "Io amo il mio paese e lo difendo, io amo casa mia e la difendo, vieni ma integrati tu", non che io devo integrarmi, al contrario, nella paura di chiedere equilibrio di questioni, numeri, perché sono molto importanti i numeri. sì. Dal 15% di islamici in una città in poi, tu, ti trovi in un bel problema, perché la, numerosità, delle famiglie che crescono è molto rilevante. Quindi io penso che, ci sia anche una necessità di programmazione, bisogna porre un freno all'entrata di islamici, soprattutto da certi paesi, perché se abbiamo bisogno di forza lavoro rivolgiamoci ai cristiani. Possiamo dirlo a voce alta che abbiamo un problema grande come una casa perché abbiamo importato manodopera a basso costo islamica e che i 25 anni lavoratori, fa esatto. 25 anni fa il cardinale Biffi disse che era meglio aprire all'immigrazione da paesi cristiani. Lo guardarono come si guarda uno che ha appena detto un'enorme fesseria. E invece io lo dico da quando faccio il sindaco, da quando ho potuto verificare tutte le situazioni, sai, è una cosa allucinante, è una cosa, quando dicono integrazione non si rendono conto che l'obiettivo che hanno purtroppo gli islamici è di portare casa loro qui. Casa Sì. loro qui, nelle abitudini, nell'acquisto delle case, nell'acquisto dei locali, in che cosa comprano, in che cosa mangiano, fanno le città nelle città. È questo che hanno voluto chi ha il buonista con la porta aperta e va bene tutto, eh. Questo, e ti aggiungo, sempre perché io dico le cose che so e se no sto zitta, c'è un, tema seconde e terze generazioni. Enorme, perché il pomeriggio questi neanche fanno la scuola per imparare l'italiano, fanno le scuole coraniche, Eh. nelle case, dove si dicono che cosa devono fare quando diventano grandi, quando diventano adulti, come si comporta l'Islam. Cioè è un tema, guarda, davvero, come hai detto tu, peloso questo.
solamente che non fare niente è semplicemente accettare l'inevitabile. A noi abbiamo scelto di combattere è una battaglia di libertà, Sì, è anche una battaglia di democrazia, perché io non capisco per quale motivo in Italia la sinistra strizzi l'occhio a delle realtà che molto spesso sono collegate alla fratellanza musulmana, o addirittura, come le inchieste del Tempo ci raccontano da Sì. giugno di quest'anno, personaggi che vengono ricevuti in Parlamento, fanno addirittura i convegni con i 5 Stelle, con il PD e così via, e poi sono, non dico sostenitori, ma quantomeno contigui ad Hamas o loro simpatizzanti. Sì, E ma questo qualcosa puoi dire vorrà pur tranquillamente, dire. sì, esattamente, hai detto correttamente, contigui. Lo dicono apertamente che sono per chi tifano per i terroristi qualche volta, no? E la sinistra su questo se l'è presa con il Tempo, se l'è presa con la Giulia Sorrentino, se l'è presa con Tommaso Cerno, non se l'è presa con quello che ha detto che sta e inneggia ad Hamas. Appunto, è proprio Questo questo il questo problema. è. Sì. Anche Però guarda, perché la peggior cosa è accettare, non combattere, non dirlo e lasciar passare. Io ho imparato che bisogna, invece appunto combattere. E combattere è una parola che oggi con le guerre che ci sono non piace, però purtroppo è così. Senti, qualche tempo fa io parlavo con una tua collega, Marieke Ehlers, dei Patriots for Europe, e mi diceva questa cosa. Dice: noi in Olanda abbiamo il problema delle espulsioni, perché quando decidiamo di espellere qualcuno, arriva il giudice e dice no, lasciate stare. Addirittura di recente un gruppo di personaggi che dovevano essere espulsi in Belgio, quindi non in chissà quale nazione, il giudice ha detto no perché non sarebbero al sicuro. Vedo che è un problema proprio a livello europeo, ma queste benedette espulsioni quando è che le facciamo funzionare? Ma allora, intanto devo dirti che qui qualche cosa si è mosso, nel senso che dai CPR partono, me lo diceva il questore recentemente, gli arrivi sono diminuiti. È chiaro che è una battaglia non piccola con alcuni giudici, ed è anche chiaro che l'Europa, targata von der Leyen, non è che stia agevolando, e tutti quelli che la appoggiano anche, perché poi bisogna sottolineare che sta a galla perché ci sono quelli che la appoggiano, e finché l'Europa non metterà delle parole molto chiare e non farà le azioni chiare, anche tutti gli altri avranno degli alibi. Certo. Capisci? Ecco, noi siamo tra quelli che con nettezza, soprattutto per il Green Deal e immigrazione, insomma, combattono anche lì, però sarebbe molto bene che questo fosse come dire, un approccio comune, no? Una voglia comune di riuscire a ottenere risultati non ideologici, no? Perché cosa vuoi? L'ideologia oggi ci sta portando economicamente a fondo per il Green Deal e ci sta portando a fondo, ancora peggio, nel burrone per tutte le questioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Anna, siete 4 donne, quanto femminismo c'è in questo vostro lavoro? Ma noi non siamo femministe, noi siamo assolutamente per la legalità, per la giustizia, e siamo quelle che combattono per il paese, perché oggi la questione è il nostro paese, e siamo sicuramente con una caratteristica comune che è quella, come dire, della cazzimma che abbiamo tutte, Esatto. della convinzione, della voglia di ottenere il risultato per le persone. È chiaro che da donne siamo particolarmente sensibili. Io mi domando sempre dove sono finite le femministe, no? Noi non lo siamo, ma combattiamo per le donne. Ecco, forse la differenza è questa: noi combattiamo per le persone, le femministe hanno combattuto e combattono per le ideologie, no? Questa è una bella Sì. differenza. Per finire, a che punto del lavoro siete e quando prevedete più o meno di far arrivare questa legge in aula?
Ma adesso ci troveremo a breve per fare il punto insieme tutti, e poi io spero davvero entro l'anno che saremo abbastanza pronti a raccontarlo. Benissimo. Allora, buon lavoro e al piacere di Grazie. ritrovarvi stavolta tutte e 4, Sì, sì, Tutte e 4. volentieri. Grazie Sì, sì, ancora. volentieri. Grazie a te, grazie a tutti, buon lavoro. Grazie del supporto a tutti anche. Prego. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia, alle 19, 9 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E allora, bella gente, ecco, le 19:10 avete appena ascoltato Juan Manuel Serrat con Cantarés, Caminante, no hay camino del 1969. Che dire di più? Perché questo pezzo? Allora, questo pezzo cita una poesia di Antonio Machado e dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Camminante, non c'è la strada, il cammino si fa
camminando, cioè sei tu che lasci come si dice, sei tu che lasci le orme nel tuo andare. E allora questo è alla base della rubrica con cui la nostra Carla De Bernardi torna da questa sera. È una bellissima rubrica che si occuperà dei cammini, e in particolare mi piace dirvi che lei parlerà sia della sua esperienza sul cammino di Santiago che anche sul cammino di Assisi. In questa prima puntata abbiamo parlato, diciamo così, del perché e soprattutto che senso ha fare un cammino, e ascolterete insomma quello che vi dirà la nostra Carla tra un po'. Prima però io voglio recuperare, come ogni lunedì, come tutte le sere qui a Zoom, il diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di direttore di Italia Oggi. E allora vai pure, cara Natalia. Nel 2012 i media anglosassoni denominavano come paesi PIG i paesi mediterranei, che in effetti erano paesi spendaccioni, considerati quindi senza futuro. I paesi PIG erano Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. Venivano trattati con disprezzo perché essi avevano i conti pubblici fuori controllo, economie fragili e governi incapaci di fare le riforme. A fare da contraltare virtuoso c'erano allora le due grandi locomotive dell'Unione Europea, e cioè la Francia e la Germania. Adesso la situazione si è letteralmente capovolta. I paesi ex-PIG non sono più i malati d'Europa, mentre le due grandi ed altezzose locomotive europee arrancano. La Germania infatti è in recessione da 2 anni e la Francia è alle prese con una devastante crisi politica, sociale ed economica. Dal post-Covid a oggi la Spagna ha un PIL che è cresciuto del 19%, la Grecia del 18%, il Portogallo del 17%, l'Italia del 15%. In Francia invece il PIL nello stesso periodo è cresciuto solo dell'11% e la Germania del 5%. Si sono invertite le parti. E come non essere d'accordo con Pierluigi Magnaschi, si sono proprio invertite le parti. Beh, d'altronde basta evitare magari di fare troppi sorrisini in pubblico quando si parla dell'Italia, anche perché, come vedete, non mi pare sia il caso. Va bene. Adesso, prima di passare alla nostra Carla De Bernardi, io vorrei, nel frattempo il telefono comunque è ancora aperto allo 0292947222, ancora per qualche minuto, vorrei offrirvi una riflessione. Allora, voi sapete che in Italia c'è un'associazione, l'Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto, che dal 1995 si occupa di combattere contro, anzi dal 1993 si occupa di combattere contro la pedofilia e la pedopornografia online. Bene, stamattina l'associazione ha postato un nuovo inquietante video che spero vi faccia riflettere. Vai pure, Natalia. Avete presente i gruppi pedopornografici su Telegram, WhatsApp, Mega? Non sono spariti, si sono solo spostati su Signal, il baluardo della privacy. Meter solo nel 2024 ha monitorato 507 gruppi dedicati esclusivamente al Child Sexual Abuse Material, ad oggi ancora attivi. E la polizia postale fatica a risalire agli utenti, anzi, non riesce ad identificarli. Poco si fa a livello normativo. Ormai sono anni che siamo fermi sull'adozione di un regolamento che a livello europeo possa in qualche modo permetterci di intervenire, andando ad individuare precocemente quella che è la circolazione di materiale pedopornografico. Lo stesso Signal afferma che è stato progettato per non archiviare o memorizzare informazioni sensibili.
perché sono sempre elementi crittografati end-to-end, privati e sicuri. Ma questo per un politico, giornalista, forza dell'ordine può essere un bene, ma per i pedopornografi è solo un alibi per nascondersi. Per entrarci serve un contatto diretto con qualcuno già dentro, o con un link di invito. Ma c'è una piattaforma, qui in Italia, che non nomineremo, dove vengono condivisi centinaia di link attivi. Forse Signal di per sé non è un problema. Il problema è chi lo usa per non solo visionare quel materiale, che già comporta reato, ma per condividere, per partecipare a dirette streaming e per comprare e vendere quel materiale. Perché la privacy è un diritto fondamentale, ma non può essere una scusa per i crimini contro i minori. Niente da aggiungere a quanto ha detto Salvo Di Noto in questo video per conto dell'Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto. Tra l'altro, se volete visitare il sito dell'associazione, www.associazionemeter.org. Un'ultima cosa, la voce che avete sentito, oltre alla sua nel video, per chi ovviamente ci segue attraverso la radio, era il dottor Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con cui Meter ha un protocollo di collaborazione dall'anno 2008, quindi non stiamo parlando di gente improvvisata, stiamo parlando di seri professionisti che con coraggio da più di 30 anni cercano di fare pulizia in un mondo che fa semplicemente schifo. Bene, adesso possiamo passare a contare i passi, e questo è il nome della nuova rubrica con la nostra Carla De Bernardi. Dalla prossima settimana ci sarà una bella sigla con la canzone appunto di Juan Manuel Serrat che avete ascoltato all'inizio di questo blocco. E che dire di più? Io vi lascio alle sue parole e poi dopo ci saluteremo con Antonello Venditti ogni volta del 1995. Buon ascolto, credo che Carla meriti ampiamente la vostra attenzione e ci si ritrova domani prima alle 14 con l'altra metà della radio con Laura Ravetto e poi alle ore 18:10 trattabili, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ci sarà anche Claudio Borghi Aquilini, il senatore Claudio Borghi Aquilini con Scuola di Magia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera, vai pure Natalia. Ecco la sigla, sono curiosa. E allora, questa sera, preceduta da un pezzo di Juan Manuel Serrat, che è stato un grande cantautore spagnolo, Cantarés del 1969, torna la nostra Carla De Bernardi e la ringrazio del suo tempo e della sua cortesia. Cantarés è una canzone alla quale per vari motivi siamo entrambi legati, perché cita una poesia di Antonio Machado che dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Traduzione: camminante, non c'è una strada, la strada si compie con il tuo semplice andare. E noi da questa sera parleremo appunto di camminare, parleremo di strada, parleremo di incontri, parleremo di cammini. Ecco, la nostra Carla, io vi voglio far vedere due cose. Per quale motivo la rubrica si chiama Contare i passi? Perché questo è il primo libro che lei ha scritto, Contare i passi dai Pirenei all'Oceano sul Cammino di Santiago, ovviamente su questo tema, e poi Tutte le strade portano ad Assisi. E poi ancora, ecco la nostra Carla in azione. Qua dove stavi andando? A Compostela? Qui sì, stavo andando a Compostela, vedi che al collo Sì, ho la bandiera italiana e la spagnola. bandiera spagnola. E qua? Stavamo partendo con degli amici, eravamo in 8, stavamo partendo e questi erano i nostri zaini, vedi che in fondo, dietro l'albero in fondo c'è una che dorme, Sì. perché sul cammino si approfitta di qualsiasi situazione per dormire. Queste scarpe di chi sono? Le tue? Non me lo ricordo, guarda, stiamo parlando di qualche anno fa, quindi non me lo ricordo. Uno zaino è sicuramente il mio e ti dico anche quale, fammi vedere. Eccolo qui. Il mio zaino è quello, l'ultimo a destra. Questo qui. Quello bianco e rosso era il mio zaino. Ah, che bello.
E secondo me quella che dorme si chiama Daniela, che è una mia amica purtroppo scomparsa da poco. Ah, mi Ti spiace dirò che molto. delle 8 persone che partite quel giorno, ne sono già scomparse 4, Ah, se non 5. Carla, ma allora la prima domanda che io ti pongo, dopo che abbiamo raccontato la città di Milano, dopo che abbiamo raccontato la grande città, la piccola città, ma perché uno dovrebbe fare un cammino? Intanto, che cos'è un cammino? Allora, un cammino è un viaggio, Mm, quindi non è una gita, non è un trekking, è un viaggio che ha una meta più o sì. meno lontana, non vicinissima, cioè se la meta è a 2 ore di cammino, quella è una gita. Poi ovviamente non è che ci sono dei limiti, anche 3 giorni può essere un cammino, oppure può essere come il Cammino di Santiago, la Via Francigena, un mese, ma può anche durare 2 anni. C'è gente che ha camminato per anni, e sul cammino poi incontri persone che vengono da molto molto lontano e che magari sono in viaggio da mesi. Quindi il cammino è quando tu prendi e decidi di lasciare la tua realtà, le tue comunità, la tua vita, le persone che ami, e partire e andare verso una destinazione che scegli tu ovviamente, che per l'appunto può essere molto vicina, vicina, lontana, molto lontana, lontanissima. Assolutamente, la scelta è enorme, perché tutto il mondo è possibile, come si dice, percorrerlo a piedi. Cioè, in teoria uno potrebbe partire oggi e tornare quando ha finito il giro del mondo. A me non dispiacerebbe. Comunque il concetto di cammino è questo: prendere e partire, lasciare la propria realtà e andare. E andare senza, come dirti, senza progettare più di tanto. Cioè il concetto del cammino è vedere cosa succede. Per l'appunto, come dice Machado, caminante no hay camino, cioè non c'è il cammino se hace al andar, si fa andando. E questo è verissimo e lo capisci appena parti, perché subito ti rendi conto che anche se hai programmato, che se magari hai fatto in modo di sapere che arriverai nel tal posto il tal giorno e che arriverai alla meta un giorno predefinito, il cammino ti porta su 1000 altre strade. Non ti dico che ti perdi, però fai tante divagazioni. Cioè non è come partire da Milano per andare a Roma, si prende l'autostrada e si va dritto. E poi, come diceva il Dogui nel film, no? Vacanze di Natale, casello, casello. Eh, Alboreto is sì, sì. nothing. Sì, esatto, Alboreto is nothing. Cioè Alboreto nei cammini non è previsto. E quindi devi essere anche pronto all'imprevisto. Cioè devi sapere che possono succedere delle cose che tu non avevi programmato, non avevi previsto. Non sto parlando ovviamente di incidenti e cose sgradevoli, perché quelle a me non sono mai successe. Va detto che sui cammini ogni tanto vedi delle croci piuttosto che mi ricordo di aver visto degli scarponcini di bronzo appesi a una croce, e lì ricordava un giapponese che poveretto era morto sul cammino. Succede anche questo, però diciamo che uno quando parte non si aspetta di avere un epilogo di questo genere. Quindi tu prendi e parti. Ovviamente per partire per un viaggio lungo, per un cammino, ti devi preparare, non è che dici adesso scendo in strada e vado. Cioè devi prepararti sotto diversi profili. Il primo è l'attrezzatura che devi portare con te, perché se devi stare in giro 10 giorni, un mese, 6 mesi, un anno, devi sapere cosa ti porti dietro. E considera che per 3 giorni, per un mese o per 6, per un anno non lo so perché non ho mai fatto un cammino così lungo, ma quello che ti porti dietro è sempre la stessa cosa, perché sono una serie di oggetti, abiti e cose che ti servono quotidianamente, che ogni giorno si rigenerano, e ogni giorno ritornano a essere pronti per il giorno dopo. Non è che tu ogni mattina scegli nell'armadio, come fai a casa, che cosa ti metti. Sai esattamente cosa ti devi mettere, quelle cose lì ce le hai nello zaino e sai benissimo che
il giorno dopo metterai le cose che hai lavato la sera prima o qualcosa che hai di scorta, ma che poi metti a lavare perché poi te lo devi trovare pronto il giorno dopo. E con la famosa regola del 3, che dice di portarsi dietro 3 pantaloni, 3 magliette, 3 mutande, 3 reggiseni se sei una donna, 3 paia di calze, praticamente riesci a coprire tutte le esigenze. Ovviamente poi devi aggiungere un golf, una giacca a vento, un cappello, quelle cose lì che però le usi sempre e non sono soggette al cambio quotidiano. Per il cambio quotidiano, se tu hai 3 di tutto, non hai nessun tipo di problema. E quindi il tuo zaino praticamente contiene la tua vita. Per il tempo del cammino tu ti porti dietro la tua vita. Non hai, come dire, necessità di oggetti superflui. Sì, adesso noi ovviamente viaggiamo col telefonino perché è inevitabile, però sarebbe anche bello lasciarlo a casa, poi diventa difficile. Io personalmente porto la macchina fotografica perché facendo la fotografa e poi nei miei libri le foto si ritrovano. E quindi hai anche questo tipo di cose tecnologiche, chiamiamole così. Però mangi sulla strada, che poi mangi in un ostello o mangi in un bar o ti prepari da mangiare con gli altri pellegrini o compri una mela e delle noci e te le mangi sul bordo di un ruscello, il cibo ti segue, non hai bisogno di cercarlo. Cioè lo prendi dove lo trovi e te lo fai bastare. Cioè io mi ricordo che il primo cammino che è stato no, il primo cammino non è stato Santiago, il primo è stata la Francigena, per l'appunto hai fame, se c'hai un bar a portata di mano magari ti infili e ti mangi un toast, ma se non c'è il bar e c'hai in tasca una banana e 3 mandorle, mangi quelle. E poi la sera ti fermi invece a dormire e quindi quando ti fermi a dormire diciamo che il mangiare della sera è un mangiare più importante, più strutturato, no? Anche lì prendi quello che il cammino ti dà, non è che vai alla ricerca di qualcosa che non c'è, anche perché dalla strada non fai grandi deviazioni, devi trovare i luoghi dove ti fermerai a dormire che poi sono ostelli o locande o case private dove ti ospitano, li trovi sulla strada, perché il cammino passa in mezzo ai paesi, passa in mezzo alle case, passa in mezzo ai villaggi. Poi dipende da come sei strutturato. Io ho voluto dormire sempre negli ostelli, non ho mai voluto andare in albergo, mai, e nelle case private non mi è mai capitato. Poi ho dormito anche in posti strani, fai conto che ho dormito in una scuola, proprio in una classe dove c'erano i banchi, ci siamo messi a dormire sui banchi, ho dormito in una palestra su quei materassini su cui si fa ginnastica, ho dormito in una celletta monacale in un monastero di frati, ho dormito su un pianerottolo di un dojo che ho trovato sulla strada di Santiago, c'era questa specie di ostello che era anche un dojo zen, e lì abbiamo dormito, io ero con una mia amica, abbiamo dormito sul pianerottolo perché non c'era posto dentro. Ho dormito in posti stravaganti e anche lì quello che trovi, trovi, non è che fai i capricci perché no, io volevo dormire nel letto e invece ho trovato il materasso da palestra. Prendi e ti adatti. E la cosa bella del cammino credo sia proprio questo, che ti adatti senza nessuna difficoltà. Fai conto che io non ero una che era abituata a fare escursioni lunghe o viaggi di questo tipo, quindi per me è stata un'assoluta novità. Non avevo mai dormito in camerate, per esempio, e la prima esperienza a Santiago, la prima notte è stata proprio in un monastero, in un ex monastero, in una collegiata, e c'erano 60 letti a Castello, quindi eravamo in 120 in quella camerata. E per me era una novità, ma non ho battuto ciglio, cioè non è che ho detto oddio, adesso cosa succede? No, mi sono presa il mio cuscino, il mio sacco a pelo, mi sono messa sul letto che mi hanno dato e ho dormito come un ghiro. E quindi è per questo che il cammino si fa strada facendo, perché accetti tutto quello che il cammino ti dà.
Non capisci? Cioè, voglio dire, se tu vai a fare un viaggio programmato con un tour operator che ti dice che ti manderà in un bell'albergo, che ne so, a qualsiasi località del mondo, poi arrivi, l'albergo è brutto, sporco e scomodo, hai il diritto di protestare perché hai fatto, diciamo, un contratto. Il cammino non è un contratto, è un contratto che tu fai con te stesso, cioè devi capire se sei in grado di affrontare un'incognita, che è quello per l'appunto che troverai per strada e che nessuno prima ti può dire. Poi è chiaro che ci sono i racconti dei pellegrini, leggi i libri e quindi hai le esperienze degli altri, ma la tua esperienza è comunque unica, perché non ricalca quelle già fatte. Io ci ho scritto un libro che ha avuto anche un discreto successo quando è uscito, anzi ha avuto molto successo e tante persone mi hanno detto: ah, ma che bello, mi ha aiutato, ho capito tante cose. Però poi quando sei sul cammino, il cammino ti svela il suo mistero e lo svela solo a te, nel senso che è tuo, personale, non è quello di quello vicino, non è quello di quell'altro, è il tuo ed è quello che tu riesci a percepire nel camminare, perché camminare non è una cosa banale, Antonino. È vero che camminare significa mettere un piede davanti all'altro, ma non è il corpo che cammina, è la mente che cammina e si porta dietro il corpo. E quindi è un viaggio molto particolare, perché non è il viaggio fisico, è il viaggio spirituale e mentale. Questo è un cammino. Ecco, non so se sono stata abbastanza esauriente. Molto. Ecco, passami la battuta, è una cosa fatta coi piedi però, e i piedi in tutto questo? Assolutamente. È assolutamente una cosa fatta coi piedi e i piedi delle volte si ribellano anche, nel senso che puoi anche avere dei problemi anche seri, può succederti di avere delle vesciche, di avere una tendinite, di farti male e lì poi ognuno reagisce a suo modo. Io ho avuto molta fortuna perché non mi è mai successo niente di simile. L'unica volta che ho avuto una vescica grossa che mi dava fastidio era sul cammino di Assisi e me lo ricorderò sempre perché al mattino mi alzo, comincio a camminare, stavo benone e a un certo punto mi comincia a fare male il piede. Mi fermo e vedo che si è formata una grossa vescica che non mi aspettavo perché non mi era mai venuta. Durante Santiago, che sono 800 chilometri, non mi erano venute. Parto poi qualche mese dopo per Assisi e mi viene questa bella vescica. E sono dolorosissime le vesciche. E quando sono arrivata la sera faticando, perché poi abbiamo dovuto fare un passo di montagna, perché il cammino di Assisi attraversi gli Appennini, su e giù. Siamo arrivati in un posto dove avremmo dormito e mi ricordo che io ero a tavola con sto piede dolorante, di fronte a me c'era un po', chiamiamolo il capogruppo, poi ti dico chi era e perché lo chiamo così, e gli ho detto: guarda Alberto, io domani non parto, non posso camminare, assolutamente, io domani mattina non svegliatemi neanche perché ci si sveglia molto presto, perché tanto io non posso partire, non posso camminare. E lui manco mi risponde. E io dico tra me e me: ma guarda che maleducato, cioè gli sto dicendo che sto male, che non posso partire e lui non mi degna di uno sguardo. E vabbè, andiamo a dormire, la mattina dopo dormivamo anche lì in una camerata, mi sembra fossimo una decina di persone, in un bosco, un posto bellissimo, erano proprio delle capanne di legno. In una capanna di legno si dormiva e nell'altra si faceva colazione. E al mattino presto, verso le 6, tutti gli altri pellegrini cominciano a vestirsi, a preparare lo zaino e poi se ne vanno per andare a fare colazione nella capanna vicino. E io in tutto questo mi rigiravo nel letto e aspettavo che partissero. Quando poi ho sentito le voci fuori che si davano, sai, quando ci si dà la voce, andiamo, andiamo, ci sei, Maria, dove sei finita? Hai preso tutto? In quel momento lì mi sono resa conto che io volevo partire anch'io e che non me ne importava niente di avere male al piede. Quindi mi sono vestita alla velocità della luce, praticamente sono uscita dalla capanna senza fare colazione e li ho rincorsi per i primi 100 metri urlando: aspettate. Quando sono arrivata, questo qui che la sera dopo non mi aveva manco filato, mi ha guardato e mi ha detto: hai visto perché ieri sera non ti ho risposto? Quando ti lamentavi. Ma poi con la vescica com'è finita?
Con la vescica è finita che a un certo punto la vescica si rassegna, nel senso a un certo punto metti un cerotto. Allora c'è tutta una tecnica, devi bucarla con un ago, far passare un filo, perché il filo e lasciarlo lì, perché il filo drena il liquido. A un certo punto la vescica si secca, si asciuga la pelle e si riattacca e tu sei guarito. Questo dura però un giorno o due, non è immediato. E in quel periodo lì gli metti un bel cerotto e vai lo stesso, perché non puoi farti fermare da una vescica. È doloroso, è molto dolorosa la vescica. Io ho visto gente con la tendinite, per fortuna a me non è mai venuta. Anzi, ti dirò di più, anche lì una cosa strana. Una sera mi fermo in un altro posto in Spagna, si chiamava Bersianos, mi sembra, dove poi sono andata a fare l'ospitalera. Infatti mi pare E, di aver letto una tua intervista sul Corriere della Sera, credo, comunque su un giornale sì, sì, nazionale, sì. dove tu raccontavi la tua esperienza di Sì, ospitalera. no, tutti i giornali all'epoca mi hanno intervistato e poi ogni tanto saltano fuori ancora degli articoli e delle interviste. E lì ero a Bersiano se avevo male, un inizio di tendinite perché mi faceva male, sai, la parte tra il piede e lo stinco e davanti mi fa male la tendinite. Mi sono seduta su una sedia e lì c'era un ragazzo che diceva di essere in grado di guarire le persone con un massaggio. Mi dice che cos'hai? Dico, ma credo di aver la tendinite. Mi dice, sì, di qua, prende e con il pollice mi preme dietro il collo, non so dirti dove, morale della favola, il dolore è passato completamente e la tendinite non mi è mai venuta. Quindi sono stata fortunata anche in questo. No, perché Bersiano è un posto di cui poi parleremo, perché è una delle tappe che a me sul Cammino di Santiago sono piaciuti di più, tant'è che poi l'anno dopo sono tornata a fare l'ospitalera. L'ospitalera vuol dire gestire un ostello di pellegrini, perché io divago, dico quello che mi viene in mente. Quando tu fai i cammini, ci sono diverse possibilità di ospitalità. Una ospitalità, che è quella che io preferisco, si chiama l'ospitalità a donativo, cioè è stata inventata in Spagna, poi noi ospitaleros l'abbiamo portata in Italia, e quindi adesso c'è anche in Italia. Significa che in questi ostelli, che poi sono delle case di vario genere, delle strutture di vario genere, tu non hai una tariffa, non hai un prezzo, ma hai il donativo, cioè tu metti in una cassetta che di solito è messa all'ingresso, metti quello che ti senti di mettere, a seconda che dormi soltanto, dormi e fai colazione, oppure ceni e fai colazione, metti una cifra, che fai conto ai tempi in cui lo facevo io, per mangiare, dormire e fare colazione la mattina dopo, quello che metteva la maggior parte dei pellegrini era 10 euro. Adesso credo che questa cifra non sia più sufficiente, però non era un prezzo, era un'offerta, tu potevi metterne anche 5, potevi metterne anche 50. Diciamo che ospitalità. E quindi a Bersianos io poi l'anno dopo appunto sono tornata a fare la ospitalera ed era la casa del curato, che era stata poi adattata a ostello, aveva dei letti a castello incamerate e erano circa 40 posti. Però capitava che arrivassero anche 50-60 persone, quindi quelle che arrivavano in più venivano messe praticamente dappertutto, in cucina, in sala da pranzo, c'era una piccola cappella dove si faceva tutte le sere una piccola preghiera prima di mangiare e i pellegrini si sdraiavano lì con i loro materassini, i loro sacchi a pelo e si mangiava tutti assieme. E io facevo da mangiare, aiutata da quelli che arrivavano, ma ogni sera c'erano circa 40-50 persone a cena. E quindi quando vai e fai il pellegrinaggio ti fermi una sera in una struttura, ma quando la gestisci come l'ho gestita io, ci sono rimasta 15 giorni. Quindi tutte le sere, ogni sera per 15 giorni, io avevo mediamente dai 40 ai 60 pellegrini che arrivavano e che mangiavano la sera e la mattina dopo facevano colazione. Infatti mi alzavo alle 6 e alle 6 cominciavo a far bollire il latte, a preparare la tavola. Devo dire che i pellegrini ti aiutano, non è che si fanno servire, quindi tutti quelli che arrivano
la sera chi lava l'insalata, chi taglia il pane, chi apparecchia, chi sparecchia, chi ti aiuta a fare i piatti, la mattina dopo idem, però il lavoro è tanto. Però è stata una delle esperienze più belle della mia vita, Bersianos. E quindi sì, perché ti viene da restituire quello che hai ricevuto, hai capito? Poi oltre agli ospitalità a donativo ci sono gli ostelli municipali che sono gestiti in Spagna. In Italia ce ne sono meno, anzi forse non ce ne sono. Gli ostelli municipali in Spagna sono gestiti dal comune. Per esempio ce n'è uno bellissimo a Pamplona. Quasi a ogni tappa ci sono degli ostelli comunali e lì invece non sei a donativo, hai una tariffa fissa, ma viaggia, all'epoca quando l'ho fatto io, viaggiava anche quella sui 10 euro, 10-12 euro, non superava mai quella cifra lì. Poi per l'appunto ti dicevo ci sono delle case private dove ti puoi fermare e poi ci sono anche delle strutture molto particolari. Una di queste era il campanile di Gragnon. Gragnon è un paesello che trovi più o meno, sì, più o meno a metà del viaggio, no, prima, un terzo del viaggio, e a Gragnon dormi nel campanile della chiesa, cioè entri in Che chiesa, meraviglia. il campanile, sali, c'è una grande stanza con i materassi a terra, che sono già lì fissi, tu ci metti poi sopra il tuo sacco a pelo, poi sali ancora di una voluta del campanile e c'è una specie di spazio dove si mangia con la cucina, e poi sali ancora e ci sono le campane. Per cui, e ci sono dei lavatoi, perché non hai, a Gragnon non hai la lavatrice che ce l'hai quasi in tutte le tappe, a Gragnon non ce l'hai, hai dei lavatoi di pietra dove tu ti lavi le tue cose e le stendi e c'hai le campane sulla testa. Meraviglia. Scendi a mangiare nella grande sala, anche lì tutti fanno da mangiare insieme e poi vai a dormire su un materassino a terra e te la dormi come un bambino. Cioè la cosa fantastica è che sul cammino, io che sono una che non dormiva tanto bene a casa, dormivo sì, ma non facevo dei sonni infantili, sul cammino dormivo sempre come un bambino, anzi come una bambina, essendo femmina, perché è tutta un'altra cosa. Non ti porti dietro il pensiero razionale, non ti porti dietro il pensiero ossessivo che ti tormenta durante la vita normale, no? Quando noi siamo sempre lì che o ci preoccupiamo di qualcosa, o ripensiamo a qualcosa, o programmiamo, o aspettiamo, o arriviamo a fare una roba in ritardo, e siamo sempre lì che la nostra mente razionale è sotto stress. Sul cammino ti cambia proprio questo livello, non usi più la mente razionale, usi una mente, come dirti, associativa, per cui associ delle sensazioni, delle emozioni, e non stai più lì a menartela tanto come fai nella vita normale. Per cui io dopo 30 giorni di cammino per Santiago sono arrivata che ero riposatissima, perché mi ero riposata la mente e quindi, come ti dico, siccome è la mente che viaggia e non è il corpo, la mia mente era stata talmente rilassata, libera e esente appunto dal pensiero razionale ossessivo, che sono arrivata che ero fresca come una rosa, nonostante avessi nelle gambe 25 chilometri al giorno, perché la tappa è di circa 25 chilometri al giorno. E tutti i giorni, quindi non è che la fai un giorno e poi il giorno dopo ti riposi. Tutti i giorni parti al mattino, arrivi la sera e hai fatto quasi sempre almeno 25 chilometri, a volte anche di più, a volte qualcuno meno, ma la media è quella lì. E quindi, però io sono arrivata, mi ricordo che ero veramente riposata e quando mi sono interrogata sul perché fossi così riposata ho capito perché la mia mente era stata lei a non essere affaticata. Ecco, non avevo più la mente affaticata. E questa è una cosa molto interessante. C'è questa idea appunto del viaggio che è qualcosa come di fisico. In realtà, appunto, più che altro è il corpo che esegue automaticamente qualcosa che alla mente serve per svuotarsi. Senti, ma noi abbiamo ancora 4-5 minuti. La domanda fondamentale: a un certo punto della tua vita hai deciso di fare un cammino.
Sono indiscreto se ti chiedo perché. Ci sono delle domande che sono indiscrete e questa può esserlo. È stato molto importante nella mia vita perché Santiago, in particolare Santiago, perché io ho fatto anche altri cammini, come sai, però in particolare Santiago ti cambia, ti crea un po' un prima e un dopo. Cioè, io la mia vita, come tutti, nella mia vita ho avuto tanti prima e tanti dopo, no? Prima di sposarmi, prima di avere un figlio, prima di fare la maturità, prima di andare via di casa, tanti prima. Ma il prima Santiago e il dopo Santiago è qualcosa di speciale perché non è che diventi più bello, più bravo, più buono, più intelligente, ma comunque il cammino di Santiago ti cambia e ti fa entrare in connessione con una parte di te, almeno a me è successo così, ma poi quando sento gli altri parlare, perché poi ne conosco ormai tanti di pellegrini che ho conosciuto e con cui ho fatto amicizia, tutti ti dicono la stessa cosa. Il cammino di Santiago ti mette in connessione con una parte di te che non sapevi di avere. Questo succede a tutti, lo puoi chiedere a 100 pellegrini e 100 pellegrini ti diranno questo. Allora nella prossima puntata andremo a scoprire qual è questa parte sconosciuta. Sì, e poi siccome tante persone non faranno mai il cammino di Santiago o la via Francigena o altri cammini che forse è anche bello raccontarlo proprio com'è, cioè descriverlo, capisci? Cioè descrivere cosa vedi, cosa trovi, perché comunque sia la via Francigena che Santiago sono 30 giorni che stai in giro. Io poi a Santiago ci sono anche tornata perché non mi è bastato una volta. Poi ho fatto anche altri cammini più brevi. E poi adesso mi piacerebbe andare a fare un nuovo cammino, ma non so se, non so se ne ho la forza, perché sono passati un po' di anni e non sono più una giovincella. E allora la prossima puntata ne parleremo perché il tempo sta per scadere. Grazie. Grazie a te Antonino, grazie a tutti. Scusate se mi sono confidata. Prego, anzi, ci mancherebbe. Grazie ancora.